Vogliamo leggere i Numeri, capitolo 6, dal verso 22 fino al verso 27. Numeri, capitolo 6, dal verso 22, non so se riusciamo a proiettarlo, se avete la Bibbia è meglio. Numeri, capitolo 6, dal verso 22 fino al verso 27. Alleluia. Parleremo di benedizione questa mattina. A Dio sia la lode e la gloria. E vi ringrazio per esservi alzati in piedi. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: parla ad Aronne e ai suoi figli e di loro: voi benedirete così i figli di Israele. Direte loro: l'Eterno ti benedica e ti protegga. Amen. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. L'Eterno volga verso te il suo volto e ti dia la pace. Alleluia. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò. Vogliate accomodarvi, gloria al Signore. Poche semplici parole, parole di benedizione. In questo periodo ascoltiamo tanti auguri, ci vengono fatti tanti auguri di buone feste, buon anno, buon fine, buon termine e buon inizio, no? Quando poi inizierà l'anno. Auguri, l'uomo sa augurare queste cose, no? Ma non c'è augurio migliore di quello che abbiamo letto. Amen. Alleluia. Vogliamo poter dire ai nostri fratelli e anche alle persone che ci stanno accanto: l'Eterno ti benedica. Amen. E ti protegga. Alleluia. Che bello augurio. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. L'Eterno volga verso te il suo volto e ti dia la pace. Amen. Parole che vogliamo condividere, sentimenti che vogliamo condividere. Amen. Tra di noi che siamo i figli di Dio, fratelli e sorelle in Cristo. Ma vogliamo pregare affinché anche gli altri che non conoscono il Signore possono capire queste parole. Amen. Alleluia. Parole più belle, l'augurio più bello, la cosa più bella che un uomo possa augurare a un altro uomo. Che il volto di Dio risplenda su di te, fratello. Gloria al Signore. La benedizione di Dio, queste parole che abbiamo letto e che Dio ha detto di dire al popolo, alla casa di Aaron, ai sacerdoti, ci fanno comprendere che noi siamo chiamati a benedire. Amen. Dobbiamo essere di benedizione. Amen. Nel posto dove siamo, nella società dove siamo inseriti, nel luogo di lavoro dove tu sei. Amen. Tu devi essere di benedizione perché sei un figlio di luce. Amen. Dio ordina ad Aaron, che era sacerdote, di dire queste parole al popolo. E in queste parole era racchiusa la benedizione di Dio, il favore di Dio, l'attenzione di Dio verso il suo popolo. Alleluia. Grazie a Dio siamo anche noi sacerdoti per il Signore. Amen. È vero? Amen. Possiamo pregare per gli altri? Amen. Possiamo benedire gli altri? Amen. Dio ci dia grazia di benedire e non maledire. Nella benedizione c'è bontà, c'è amore, c'è consapevolezza di aver realizzato per primo la benedizione che Dio ha dato a te. Ricevi benedizione da parte di Dio, dai benedizione agli altri. La benedizione che tu hai ricevuto da Dio. Alleluia. Questo verbo benedire racchiude
L'idea che la presenza del Signore, la sua attività e il suo amore possono essere richieste a Dio anche per altri. Cioè, quando sei in preghiera e preghi per la Chiesa, per il fratello, per il pastore, Signore, benedici mio fratello e mia sorella. Amen. Amen. Così dobbiamo fare uno, tutti quanti, ognuno di noi, quando preghiamo gli uni per gli altri. Benedicici, Signore, abbiamo bisogno della benedizione di Dio. Alleluia, questa formula di benedizione possiamo dividerla in 3 parti. Ho preso qualche appunto, non prendo mai appunti, mi piace così a braccio, però in questo caso alcune cose le ho scritte perché sono importanti. 1. La benedizione di Dio e la sua protezione dalle forze del male. Quando si chiede la benedizione di Dio, l'Eterno ti benedica e ti protegga. Abbiamo bisogno di essere protetti. Amen, amen. Perché ci sono forze malefiche, forze del male, che attaccano i figli di Dio. Ma se Dio è il nostro protettore, queste forze malefiche non avranno nulla da poter utilizzare contro i figli di Dio. Ecco perché l'Eterno ti benedica e ti protegga. La protezione da tutto ciò che può minacciare la salute anche delle persone. Dio benedica la tua vita, vuol dire che Dio ti ricolma di salute sia fisica, a me ci auguriamo di star bene, ma anche una salute spirituale. Amen. Vogliamo stare bene anche spiritualmente parlando. Amen. È la cosa più bella vedere dopo tanti anni di fede fratelli che continuano a servire il Signore. Amen. Io quando scendo dal mio paese a Lentini mi emoziono perché vedo la mia classe della scuola domenicale. Lì suonano, cantano. Qualcuno è consigliere di chiesa. È bello, gloria a Dio. Amen. Nel silenzio dentro mi ho detto: oh, grazie Gesù. Si continua ancora a servire. Alleluia. Che bello. Rimani fedele al Signore fino alla fine. Un bellissimo augurio. Continua ad essere fedele al Signore. Alleluia. Un'altra parte che possiamo evidenziare di questa formula di benedizione è il volto di Dio. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su te e ti sia propizio. Il volto di Dio, cioè il suo favore, la sua benevolenza, la sua grazia, che risplendono sul suo popolo, Amen. sulla sua Chiesa. Amen. Alleluia. Tutto questo, il volto di Dio che splende sul suo popolo, vuol dire che il suo giudizio era stato allontanato dal popolo. Cioè, egli allontana la sua ira, perché abbiamo trovato grazia agli occhi suoi, Amen. Alleluia. perché egli ci guarda attraverso il suo figliolo Gesù. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Gloria al Signore. La grazia di Dio è la sua misericordia, è il suo amore, e anche il suo potere di salvare. Il volto di Dio, la terza parte, rivolto verso i suoi, si manifesta anche nella cura, nella provvidenza alle loro necessità. Quando diciamo il volto di Dio risplenda su di te, vogliamo dire Dio si prenda cura di te. Amen. 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 Alleluia. La sua amorevole cura. Egli che provvede alle necessità del suo popolo, dei suoi figli, con amore profondo. Alleluia.
quello che dona il Signore, quello che dà, ti dia. Egli ti dia la pace. C'è bene più prezioso, soprattutto in questi tempi, della pace. Egli ti dia pace. Ma non solo la pace nel mondo inteso come cessazione di ogni conflitto, ma Signore è la nostra pace dentro di noi. Quella pace che non la si può trovare, lasciatemi dire, in nessun psicologo, in nessun farmaco. Solo Dio può dare pace. Amen. Il Signore è la nostra pace. Amen. Lui che è il principe della pace è la nostra pace. Perciò questa benedizione è preziosa. Gloria al Signore. L'Eterno ti benedica e ti protegga. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su te e ti sia propizio. L'Eterno volga verso te il suo volto e ti dia la pace. E poi l'ultimo verso dice: così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò. Cioè, benedicendo il popolo realizza questa benedizione e ha il modo di conoscere questo Dio che benedice. Amen. Così facendo io metterò il mio nome nel mio popolo. Mi conosceranno, mi realizzeranno. Alleluia. E io li benedirò. Alleluia. Ricordiamoci che chi benedice è solo Dio. Amen. Aaronne non può benedire. Riferiva delle parole che gli erano state rivelate da Dio. Ma lui non può benedire. Noi non possiamo benedire spiritualmente parlando, possiamo fare in modo che la benedizione che abbiamo ricevuto a noi possa essere in qualche modo evidenziata anche agli altri. E in questo modo gli altri possono condividere con noi quella benedizione unica e formidabile che viene solo da Dio, nostro Padre. Alleluia, amen. Alleluia. La pace del Signore contempla anche la speranza per il futuro. L'opposto di pace non è soltanto mancanza di armonia, ma è male in tutte le sue forme. Per questo la pace è preziosa. Per questo Gesù parla di pace. Io vi do pace. Io non vi do come il mondo dà. Io vi do la mia pace. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia rimanga in voi. Amen. Amen. Ecco chi realizza la presenza del Signore, realizza la sua benedizione, la sua pace, ed è una persona armoniosa. Esprime armonia, equilibrio, vive pace e dà pace. Alleluia. Gloria al Signore, amen. Amen, amen, amen. E il volto di Dio risplende sul volto nostro. Amen. Eh? Amen. Signore, fa che gli altri possano vedere in noi il tuo figliolo Gesù. Amen. Alleluia, alleluia. Alleluia, gloria al Signore. Il risultato della benedizione del Signore è anche l'essere utilizzati dal Signore per testimoniare, per testimoniare a tutte le genti, per riflettere la luce della sua salvezza sul genere umano. Dio ci benedice affinché noi possiamo benedire gli altri e affinché Dio possa rivelarsi anche agli altri. Amen, amen, Alleluia! Ecco perché è meraviglioso che ognuno di noi possa realizzare queste parole che vengono, possiamo dire, dal cielo. Amen. Parole che Dio dice ad Aaronne e ai suoi figli di dire al popolo, di queste parole. L'Eterno ti benedica e ti protegga. Io voglio dirle a ciascuno di voi, alleluia. come pastore, come fratello.
ad ognuno di voi, da più piccolo a più grande. E quelli che non ci sono, spero che mi possano ascoltare nella registrazione. Veramente, che l'Eterno ti benedica, caro fratello, caro sorella. Amen, alleluia. Ti benedica e ti Alleluia. protegga. Che l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Non ricchezze umane, ma che Dio ti sia propizio. E l'Eterno volga verso te il suo volto e ti dia la pace. Alleluia. Gloria a Dio, alleluia. Alleluia, alleluia. Ma prima di concludere voglio leggere come Paolo si rivolge alla Chiesa, in special modo alla Chiesa di Efeso, augurando loro la benedizione di Dio in qualche modo, no? Leggiamo agli Efesini capitolo 1 dal verso 15. Efesini capitolo 1 dal verso 15. Paolo si rivolge così alla chiesa di Efeso: perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di essere grato per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui, e illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza Egli vi abbia chiamati, quale sia la ricchezza della gloria della sua eredità nei santi, e quale sia verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Amen. Amen. Che bel sentimento e che bell'augurio Paolo dà alla chiesa di Efeso. Intanto dice: la vostra fama è giunta fino a me, le vostre opere, la vostra fede, e ringrazio Dio per voi. Che bello. Grazie Signore per la chiesa. Amen. Amen, alleluia. È imperfetta, ma grazie Gesù per la chiesa, la nostra famiglia spirituale. E non smetto mai di essere grato per voi, ricordandovi nelle mie preghiere. Paolo pregava per la Chiesa. E cosa si augurava? E augurava alla Chiesa che Dio vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui. Conosciamo di più il Signore. Amen. Vi auguro di conoscere di più il Signore. Io mi auguro di conoscerlo di più. Voglio conoscerti di più, Signore. Alleluia. Alleluia. Questa potente efficacia della sua forza Egli l'ha messa in opera in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato e autorità, potenza e signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Alleluia. Ogni cosa Egli ha posta sotto i suoi piedi e l'ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Che profondità in queste parole! E che affetto per la Chiesa! E che desiderio che la Chiesa eccelli nell'amore, nella testimonianza, nel servizio. Gloria a Dio. Se c'è qualcosa posso chiedere al Signore, dire: Signore, facci tutti i tuoi servi. Amen. Amen.
Che privilegio servire il Signore. Amen, 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 amen. Amen. Gloria a Dio. A volte sembra che siamo uomini, sapete? Abbiamo bisogno a volte di alcune cose. E Dio sa quello di cui abbiamo di bisogno. Io ringrazio il Signore per le parole della sorella Nanà in testimonianza e anche della sorella Susanna. È vero. Tanta strada, pioggia, neve. Faccio in modo di essere predicatore, sempre. Faccio in modo di essere presente lì. So che i fratelli non bisogna essere incoraggiati. E so che un'anima è preziosa. Amen. So che quando 2 o 3 si radunano, lì c'è la presenza del Signore. Alleluia. Posso augurarvi che cosa? E Dio veramente faccia risplendere il suo volto su ognuno di voi. Amen. 2024 sia un anno di crescita spirituale, Amen. della benedizione di Dio, Lui che stabilisce ogni cosa. E possiamo tutti realizzare quanto è grande Dio. Amen. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli, prima che metta a piangere. Chiniamo il nostro capo. Gloria al Signore. Alleluia.